Bentornati a bordo della crociera della musica, arte e cultura napoletana. O meglio, più che a bordo, in questa puntata dovremmo dire bentornati a Marsiglia. Proprio a Marsiglia ha attraccato la nostra nave e dal porto al centro stiamo cercando non solo le tipicità di uno dei più antichi crocevia di culture, ma anche quali siano le affinità che la collegano alla nostra Napoli. Siamo arrivati a Marsiglia, a breve prenderemo il trenino per andare a esplorare la città e allora andiamo a rubare un po' di attenzione da uno dei viaggiatori Scoop Travel in fila per il trenino. Certamente, completiamo la crociera, una stupenda crociera organizzata dalla famiglia Spinosa con la Scoop Travel, bellissime giornate, bellissimi itinerari, veramente cose da vedere e ne vale la pena veramente servirsi tra virgolette della Scoop Travel di Francesco Spinosa. Ma prima di scoprire i nostri viaggiatori cosa ne pensano di questo luogo, dove si dirigeranno, facciamo una rapida sintesi di quello che lega questa città a quella di Partenope. Per iniziare, sia Napoli che Marsiglia hanno una storia ed un'evoluzione che molto deve al rapporto con il mare. La città francese fu fondata dai Greci intorno al 600 a.C. e seppe mantenere la sua individualità anche sotto l'impero romano, prova tangibile della forza e del marcato carattere che la contraddistinguerà nel corso dei secoli. Seconda città della Francia per popolazione e suo primo scalo marittimo, Marsiglia è un polo industriale internazionale i cui principali comparti sono le attività cantieristiche, aeronautiche, chimiche e petrolchimiche. Napoli e Marsiglia sono unite in più anche dalla storica presenza di una comunità napoletana e dal 2025 dal patto di amicizia e collaborazione Napoli-Marsiglia che celebra la comune identità mediterranea. Non solo un atto formale, ma che abbia una collaborazione che dal punto di vista economico mira allo sviluppo e invece da quello del progresso sociale su un lavoro che debba proseguire con un'attenzione poi particolare all'ambiente e alla valorizzazione del patrimonio culturale. Palermo, Ibiza, Valencia, oggi Marsiglia, una tappa attesa. Sì, attesissima. Ci siamo ritornati per la seconda volta. E quali sono i punti dove tornerete allora? L'altra volta a Genova e poi l'anno prossimo. E i punti di Marsiglia invece che volete visitare oggi? Già la cattedrale, ma adesso andiamo all'altra cattedrale, abbiamo fatto il quartiere, i murales, facciamo qualche botteguccio, è bella. Marsiglia è bellissima città. Siete arrivati a Marsiglia, dove volete andare? Vi sta piacendo la città? Allora, mi piacerebbe molto andare a visitare i saponi di Marsiglia, che sono molto famosi per i loro vari profumi, che mi piacciono molto. In generale comunque ti piace da quello che hai visto al momento? Sì, assolutamente, infatti è molto storica e anche molto vivace. Il sapone di Marsiglia è uno dei prodotti più noti di questa terra ed anche uno dei più diffusi nelle nostre case. Proprio nel sapone troviamo un altro punto di contatto con Napoli. Ce lo raccontava già nella scorsa puntata il prof. Amedeo Colella. A Napoli, nel 400, nasce un mestiere divenuto tanto storico quanto quasi leggendario, quello del saponaro. Oggi le sue tracce le troviamo solo nei racconti, ma la sua origine la si deve ai monaci olivetani, che per comprare i mobili per il loro convento in Monte Oliveto offrivano come compenso il sapone dal loro prodotto. Ma dopo questo lungo ed affascinante tour è tempo di tornare sulla nostra nave. E cosa ci attende nelle prossime puntate e nelle prossime ore ce lo svela Clementina. Dopo Marsiglia siamo ritornati a bordo, ci accompagneranno adesso tutte le serate sempre in compagnia dei nostri artisti e soprattutto sempre in compagnia del nostro staff che segue i nostri passeggeri passo dopo passo. Vi raccomando, restate sintonizzati.